Buonasera a tutti e bentrovati per la gara della seconda giornata della Serie B, Girone B, Lucarsame contro Urania Milano. Lucarsame si presenta con Malbasa, Perin, Vedovato, Rossetto e Bloise. La squadra ospite con Eli Antonio, Scanzi, Toffai, numero 0 Simoncelli e il numero 2 Piunti. Palla 2 e si parte. Primo possesso della Lucarsame. Rossetto per Bloise. Penetrazione di Malbasa che arriva al ferro, ma e il primo canestro della squadra ospite, numero 0 Simoncelli. Perin, Malbasa, ancora Malbasa, Rossetto, tiro da 3 e tripla di Rossetto. Porta avanti il pallone Simoncelli. Scarico. Tiro da 3, ribalzo di Rossetto, pallone per Perin. Scarica per Bloise. Bloise penetra e subisce il fallo. Primo fallo di squadra per Milano. Rimette in campo Rossetto. Bloise, esce Perin, blocco di Malbasa per Perin da 3, ferro e la palla esce. Messa in gioco di Milano. Penetrazione, scarico, sotto canestro per il numero 2, tiro all'ultimo secondo, rimbalzo e fallo Lucarsame del numero 8, Rossetto, il capitano. (14 secondi per Milano). Tentativo da sotto che non va, rimbalzo di Malbasa, Rossetto ancora da 3, niente, non entra. Toffali porta pallone Simoncelli per Eli Antonio. E fallo di Vedovato prima del tiro, quindi canestro non è valido. Rimessa dal fondo per Milano. Fuori per il numero 16 che va da 3, rimbalzo che premia Milano.
Ancora Simoncelli, tenta la penetrazione, scarica per il numero 2, fuori per il tiro da 3 che non va, e rimbalzo di Malbasa per Perin che porta su velocità il pallone, e arriva il secondo fallo di Simoncelli per Milano. Rimessa di Malbasa, Bloise prova da 3 ed entra, triplone di Bloise, 6-2 per la Rucker Sanve. Fallo in attacco per Piunti, il numero 2 di Milano, è il terzo fallo di squadra per la squadra ospite. Bloise porta il pallone, Malbasa scarica all'esterno per Rossetto che rimette la tripla. Time out obbligato per Milano, parziale 9-0 con 3 bombe per la Rucker Sanve. Si riprende, non ci sono cambi per la Rucker Sanve. E lo stesso anche per Milano. Rimessa in gioco di Milano, porta il pallone Simoncelli. Numero 18 sotto per il numero 2 che penetra e va fino in fondo. Canestro di Piunti. Ancora Perin a portare avanti Malbasa, Perin di nuovo, Malbasa, scarico improbabile, palla persa per la Rucker Sanve. Cambio per Milano, esce Simoncelli e entra il numero 8 Santolamazza. Piunti sotto, fallo Rucker Sanve. Bloise, primo fallo di Bloise. Piunti, Santolamazza per il 16 che cerca un tiro da fuori, ma arriva un altro fischio contro la squadra di casa. Fallo del ancora un fallo di Vedovato. Intanto esce dal campo Rossetto e lascia il posto a Lurini, a Nicolò Lurini. Aia, terzo fallo di Vedovato, si prepara il cambio. Entra Mossi al posto di Vedovato perché è il terzo fallo.
dalla lunetta, Piunti mette il primo e anche il secondo per il 9-6. Di parte la Ruckersame con Bloise, Lurini, Mossi, fallo al numero 8 Santolamazza e anche Milano spende il bonus. Bloise per Perin, Perin scarica per Mossi, ancora Bloise, Bloise penetra da dentro per Malbasa, ma è una palla persa. Santolamazza porta avanti il pallone per Milano, Piunti, tenta la tripla e va il numero 20 Toffali, scusate. Bloise che subisce fallo dal numero 16 Scanzi e andrà in lunetta per 2 tiri liberi sul 9 pari. Cambio per Milano, doppio cambio, esce il numero 20 e il numero 2 ed entrano Negri e Paleari. Buono il primo. E il secondo lo sbaglia, più 1 per la Ruckersame. Santolamazza per Scanzi porta avanti per Negri e da fuori Santolamazza la mette la tripla e più 2 per Milano. Mossi, Malbasa, Perin, Bloise penetra e va fino in fondo ed è sfortunatissimo. Dall'altra parte Milano, Santolamazza e trova il fallo di Lurini, andrà in lunetta. Buono il primo. Più 4 per Urania Milano. Bloise, Lurini, fuori per Perin, manda dentro per Malbasa che va fino in fondo, ma anche lui purtroppo sfortunato, il pallone esce. Tiro da 3 di Milano e nuova tripla per il più 7. Time out obbligato per coach Mian. Si riprende dopo il parziale a favore decisamente di Milano. Ruckersame ha messo 3 bombe e un libero, ma da sotto ancora non ha realizzato. Mossi per Bloise, anzi no, scusate, è entrato al posto di Bloise, è entrato Saverio Bartoli. Perin, e anche rientrato anche Rossetto al posto di Lurini. Perin fino in fondo, va a canestro, subisce il fallo e andrà in lunetta.
Primo fallo per il numero 8 Santolamazza di Urania. Due su due per Perin. Santolamazza porta il pallone. Scanzi. Mossi rimbalzo, gran bel rimbalzo di Mossi per Perin che in velocità da Bartoli che va fino in fondo e subisce la stoppata. Rimessa ancora per la Rucker Sanve. Rossetto per Perin che prova da 3 dall'angolo. Primo ferro. Scanzi. Questo non è una stoppata ma è un fallo ed è il primo fallo di Malbasa. 2 liberi per Santolamazza. Due su due per il 12-19. Avanti Milano di 7. Bartoli per Perin. Blocco di Malbasa per Bartoli. Mossi. Finta, tiro, arresto il tiro. Bellissimo il canestro di Marco Mossi. Sotto per Negri. Negri contro Malbasa, si gira e va a concludere con altri 2 punti. Bartoli ancora e viene fischiato un fallo in attacco per Malbasa, il suo secondo fallo. Cambio per Milano, rientra Piunti. Scanzi per Negri, scusate, per Paleari. Santolamazza per Piunti che va a canestro dopo un paio di finte ed è il +9, massimo vantaggio per Milano. Perin scarica su Rossetto che non tenta il tiro da 3 ma da Malbasa. 10 secondi alla fine dell'azione. Pallone toccato da Urania e ci sono altri 14 secondi per la squadra di casa. Fallo su Perin del numero 30 Negri e 2 tiri dalla lunetta. Uno su 2 per Marco Perin. Santolamazza per Scanzi. Scanzi per Paleari. Negri, Paleari ancora contro Malbasa, si gira ma non va. Rimbalzo di Rossetto e ancora per Perin che tenta una penetrazione, scarica Rossetto ma è un pallone perso, ha sbagliato la misura. Cambio sia per Milano, rientra il numero 20 Toffali
e anche per Rucker-Sanve, Bloise per Perin. Si riprende dal lato Santolamazza, dentro per rimbalzo di Mossi per Bartoli. Bartoli cerca e va fino in fondo, si arresta nel momento giusto e sono 2 punti per lui. Siamo già dall'altra parte. Mossi subisce un fallo in attacco da Piunti, anche per Piunti il suo secondo fallo. Si riprende con Bloise. Mossi. E mi sa che è ancora fallo di Malbase in attacco. E qua il terzo fallo suo. Mian pensa a un cambio. E entra Battistuzzi al posto evidentemente di Malbasa, e mancano 26 secondi alla fine del primo parziale sul punteggio di 17-23 a favore di Milano. Sempre Santolamazza a far girare la squadra, non può tenere il pallone fino alla fine, comunque sfrutta tutti i secondi a disposizione. Mossi va fino in fondo, tira all'ultimo, riprende il rimbalzo ma non è canestro, rimbalzo sempre di Milania, ma finisce 17 Rucker-Sanve, 23 Urania Milano, con la Rucker-Sanve che sicuramente ha distribuito peggio i falli, con i 2 lunghi Vedovato e Malbasa che con 3 falli rimangono in panchina. La si ripresenta con Rucker-Sanve con Mossi, Rossetto, Bloise, Bartoli e Battistuzzi. Dall'altra parte Negri, Piunti, Toffali, Santolamazza e il numero 11 Paleari. Tiro da 2 che non va, ma rimbalzo dopo una carambola viene preso da la Rucker-Sanve. Rossetto porta avanti, Bartoli arriva, si arresta, tira da 3, rimbalzo di Battistuzzi per Mossi sul perimetro. Bloise per Mossi, arresto e tiro della sua mattonella, e questa è la sua mattonella, altri 2 punti. In attacco Piunti per Negri, Negri scarica su Santolamazza e arriva il primo fischio a sfavore di Rucker-Sanve ed è fallo del numero 8 Rossetto ed è il secondo fallo. Nel frattempo cambio, esce Piunti e entra il numero 18 Eli Antonio per Urania Milano. Santolamazza dentro per bellissimo il rimbalzo di Mossi sotto canestro, una sicurezza. Bloise penetra, scarica, perimetro la palla, arriva di nuovo Bloise che mette la tripla per il -1, un parziale di 5-0 che riporta sotto la squadra di casa. Santolamazza, no scusate, il numero 30 Negri, Santolamazza, e la mette anche lui la tripla. Scusate, era un tiro da 2.
Bloise si ferma, resto il tiro, altra tripla per la parità, 25 pari. Nuovo Santolamazza per Eliantonio, il Santolamazza scarica liberissimo sotto Paleari, capitano, metti 2 punti. È mancata un po' di comunicazione sotto il canestro della squadra di casa. Bartoli, Rossetto da 2 e lo mette, aveva il piede. Infatti corretto il punteggio, è da 2. Palla persa per Urania e cambio, esce per la Lukersanve Bartoli e rientra Marco Perin. Per Milano esce Santolamazza e rientra il numero 0 Simoncelli. Rimessa di Bloise, Rossetto consegnato a Bloise, Perin, Rossetto da 3 e mette la tripla, la sua terza tripla di serata per il +3. Ottimo rientro, a fallo di Perin, è il suo primo fallo, è il secondo di squadra. Cambio ancora per Milano, esce Negri e rientra il numero 16 Scanzi. Simoncelli sul perimetro, cerca il tiro da 3 che non entra questa volta, ma il pallone è guadagnato dalla Lukersanve, che rimette con Perin per Bloise, si riparte, Bloise si gira, prova, ma purtroppo questa volta non raggiunge neppure il ferro. Palla persa e riparte Urania con Scanzi che supera la linea di metà campo per Simoncelli, tira del numero 18 da 3 e sono 3 punti per Eliantonio. Time out sul 30 pari chiesto dalla squadra di casa rispetto alla percentuale da 2. Si riprende con un cambio, Lurini entra per Rossetto per la Lukersanve e per Urania la squadra rimane quella precedente al time out. Bloise per Lurini, Perin fino in fondo, sfortunatissimo perché poteva essere un'azione da 3 punti, ma il pallone non entra, andrà in lunetta. Fallo commesso dal numero 20 Toffali. Due su 2 per Marco Perin. Milano
consuma un po' di secondi, ne rimangono 11 per l'azione, con rimessa di Toffali per Simoncelli, che gli viene toccato il pallone da Mossi, lo perde. Lurini per Mossi, Perin ferma il gioco e centra la penetrazione, scarica Lurini e Lurini lo mette. Lurini da 3, bomba di Lurini, ragazzo del 2000. Sì, ottima la difesa di Battistucci, alzo ragazzo del 2000, Perin si arresta e tira e mette la tripla per il 37-30 e time out obbligato per la squadra ospite questa volta. Però mi correggo, il tiro di Lurini prima era un tiro da 2 e non da 3. Ottimo secondo quarto della Rucker-Sanve, che si è ripresa lo svantaggio, è andata sul +7 a 5 minuti dal termine del secondo parziale. Di nuovo in campo rimessa di Negri per Scanzi, pressione alta da parte di Rucker-Sanve, che scarica per non va il tiro da 3 di Negri e rimbalzo della squadra di casa con Bloise per Perin. Mossi sempre sul perimetro, Bloise, blocco di Mossi che si libera per un tiro da 3 che va ed è il +10, massimo vantaggio per i bianconeri. Aia, fallo, un po' ingenuo di Bloise, ma è fallo ed è il suo secondo fallo, anzi no, scusate, ma non l'ha dato a Bloise, no, l'ha dato a Battistuzzi, scusate, errore. Scanzi fuori per il 18 che scarica ancora su Scanzi da 3, non va e rimbalzo. Vediamo cosa dicono. L'arbitro chiede ai giocatori e Lurini ammette il tocco, palla ancora in mano a Milano per 14 secondi. Eli Antonio, Simoncelli, Scanzi, Eli Antonio ancora da 3, ma stavolta non va e rimbalzo se lo guadagna Lurini in 2 atti. Perin, Mossi, bellissimo gioco, un bel dai e vai, lo direi io, e Mossi da 2 punti e continua. Eli Antonio sbaglia, va fino sotto, ma l'appoggio a canestro è sbagliato. Rimbalzo di Mossi, Perin si arresta e tira e mette la tripla del +15 a 3 minuti e mezzo. Parziale fantastico dei bianconeri, praticamente 15-0, eravamo 30 pari, parziale di 15-0. Aia, fallo fischiato a Battistuzzi, suo secondo fallo, e la Rucker-Sanve spende il bonus a 3 minuti e 10 dalla fine. Sembrava una buona difesa, ma probabilmente la maglia
Scanzi ancora, Eli Antonio per Santo Lamazza, per Scanzi che tira da 3, questa volta la mette, ottima la difesa bianconera, ma all'ultimo non viene premiata. Battistuzzi per Mossi, Perin, Mossi da fuori, questa volta non va, il canestro sputa il pallone di Mossi. Simoncelli porta avanti, va fino in fondo, prova, scarica per Eli Antonio, Scanzi ancora, si arresta sul perimetro, tira, tocca solo il primo ferro, purtroppo il rimbalzo è di, purtroppo per la Lucas Sanve il rimbalzo è di Piunti, che riprende, segna e subisce anche il fallo, e quindi andrà in lunetta per il tiro in più. Azione potenziale da 3. Cambio per la Lucas Sanve, escono Bloise per Bartoli e entra Rossetto al posto di Battistuzzi. Anche Battistuzzi è uscito con 3 falli e Piunti segna anche il canestro supplementare per il meno per il meno 9. Fallo su Perin, ma è solamente il secondo fallo di squadra. Vediamo, la rimessa sarà dal fondo. Perin, Mossi consegnata a Perin, palla persa, Eli Antonio, Santo Lamazza per Scanzi, Piunti contro Rossetto, fuori per Santo Lamazza, ancora Piunti dentro per il numero 18 Eli Antonio, che segna da sotto il meno 7. Praticamente Urania Milano dimezza lo svantaggio. Lotta Bartoli, altro 2000 e subisce fallo, se è del numero 2. Forse è il terzo fallo anche per lui, no, è del numero 30. 3-0. Sì. No, ho visto Mossi penetra, si ferma e mette dal pitturato, mette un bellissimo canestro da 2. 47-38, un minuto alla fine. Scanzi, Piunti, Santo Lamazza contro Bartoli. Lurini, grande Lurini. Mossi, Santo Lamazza va a terra. Lucas Sanve in difesa si sta comportando egregiamente, considerando che ha vedovato e Malbasa fuori.
51 secondi dal termine, un cambio, esce Santolamazza per Urania ed entra il numero 44, scusate, Sedazzari. Mian richiama Bartoli e rimette Bloise per questi ultimi 50 secondi. Lunini rimessa per Bloise. Bloise per Lurini, niente. Ferro porta avanti per Milano, Sedazzari per Piunti, Piunti per Negri, Scanzi, Eliantonio sotto contro Rossetto, si gira, tira, bellissimo canestro, gran bel canestro per il -7, 11 secondi al termine, ultima azione teorica per Ruccasanve. Chiaramente Modeglio spende il fallo ma non è ancora in bonus perché lo è da adesso. Sedazzari, quarto fallo di squadra e per gli ultimi 4 secondi rientrano in campo al posto di Negri e di Piunti entra il numero 20 Toffali e il numero 10 Albique. Rimessa 5 secondi, 4 secondi per Mossi. Mossi prova da fuori e tripla! Grandissimo canestro dei Marco Mossi per il +10, 50-40 e si chiude e si va a riposo lungo. Punteggio dubbiamente alto, ma ha funzionato senz'altro il tiro dalla lunga per entrambe le squadre, ma si sta per riprendere. Diamo qualche numero, visto che il basket è fatto anche di numeri. Per la Ruccasanve in doppia cifra Bloise 10 punti, Perin 11, Rossetto 11 e Mossi 14, poi 2 punti per Lurini e per Bartoli. Fronte Milano, Simoncelli 2, Piunti 9, Santolamazza 9, 4 per Paleari, Scanzi 3, Eliantonio 7, 3 Toffali e Negri 3 punti. Si riparte, palla bianconera, Bloise, Perin, fallo su Bloise del numero 16 Scanzi. Intanto Ruccasanve ha ripresentato Vedovato e Malbasa con 3 falli. Perin, Bloise e Rossetto. Bloise ancora, penetra, scivola, scarica per Rossetto che da 3 stavolta non va, ma il rimbalzo premia la Ruccasanve con Perin. Bloise per altri 10 secondi, penetra, va fino in fondo, scarica da sotto per Vedovato che non riesce a trattenere il pallone e la palla torna in mano a Milano. Santolamazza per Eliantonio, Negri, Eliantonio, scarica fuori, sotto per Piunti, tenuto da Malbasa, insiste, non va e rimbalzo di Malbasa che dà a Perin. Siamo già nell'altra area, scarico per Rossetto, sotto per Malbasa che prende una stoppata un po' sporca ma mantiene il possesso Ruccasanve.
fuori per Vedovato, consegnato a Bloise che va, prova, scarica, si arresta, prova il tiro che non va, qualche colpo proibito. Piunti per Scanzi che scarica su Santa Monica, Negri, finta, arresto e tiro e 2 punti. -8 per Milano, Bloise, Perin, Rossetto per Perin, da 3 e non va. Scanzi ancora già dall'altra parte per Negri, Santolamazza dentro per Eliantonio, di qua dall'altra parte trova Negri che prova il tiro da 3 ma non va. Bloise ancora, siamo già nell'altra area, Vedovato, Perin, no. Prova un tiro fuori equilibrio, Malbasa che non va. Santolamazza prova e subisce il fallo su tiro da parte di Bloise e sono 2 tiri. Bloise il suo secondo fallo. Finora Santolamazza 1 su 2 e -7. Vedovato sotto per Malbasa ancora, insiste da Vedovato che va su per una schiacciatona, si sblocca anche lui con 2 punti e si riscalda anche il pubblico. Negri, Santolamazza che prova da 3, non va, e rimbalzo di Rossetto che subisce, no, vediamo che danno il fallo, non capiamo, non è il fallo è del numero 2 in effetti ed è il suo terzo fallo. Abbiamo perso un po' le azioni. Scanzi sul perimetro, penetra, scarica sotto che si trova libero per Piunti e sono 2 punti. Qualche scaramuccia tra Piunti e Bloise, non è la prima. Ah, peccato, bella idea ma non si conclude. Adesso l'arbitro ferma il tempo e in effetti era il caso di dire 2 paroline a Piunti e a Bloise. Problema risolto per il momento. Palla in mano comunque a Urania Milano dopo la palla persa a Rucchersanve. 52 bianconeri di casa e 45 ospiti. 5:30 dalla fine del terzo parziale. Eliantonio sul perimetro per Santolamazza. Negri esce e per il tiro da 3 in punta e sono 3 punti
2, scusate, aveva il piede sulla linea, ma qui neanche gli occhiali sono sufficienti. E là, sotto Vedovato, non va, Scanzi scarica fuori per Piunti, ancora Perin, no scusate, Perin, Negri, e c'è un fallo sempre per la squadra di casa, fallo di numero 8 Rossetto, è il suo terzo fallo. Intanto Vedovato esce e lascia il posto a Mossi. Santo Lamazza, Scanzi, Eli Antonio da 3 ancora da fuori e va anche questo. Time out coach Mian, e con un parziale di 10-2 la Urania Milano si riporta pienamente in partita. Squadre ritornano in campo. Bloise porta avanti il pallone. Per Rossetto sull'angolo, scarica dall'altro angolo per Perin, ma il pallone non va. Negri sotto per bravo Pianzi, Piunti, qualche colpo sotto canestro, partita fisica indubbiamente. Rossetto per Perin, nel frattempo è parità, Rossetto da 3 e la mette, rompe la parità nuovamente. Santo Lamazza per Scanzi, Piunti per Negri, fuori per Scanzi che dà ancora a Piunti che la mette da 3. E di nuovo a parità. Bloise sul perimetro, dentro per Malbasa che prova ad andare fino in fondo e viene niente da fare. Ha pestato la linea di fondo, il canestro non è valido. Intanto 2 cambi. Torna Vedovato per Malbasa e Bartoli per Bloise. Dall'altra parte anche Simoncelli. Scanzi per Piunti. Simoncelli cerca di andare fino in fondo, ma subisce fallo da Bartoli, andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Due su 2, cambio nuovamente per Milano, esce Piunti, lo va a riposare ed entra il numero 11 Paleari. Nel frattempo Urania Milano dopo un po' di tempo ritorna in vantaggio sul +2.
Vedovato, Bartoli sul perimetro, Perin, Mossi, che sfortuna, dentro fuori, il pallone entra ed esce, rimbalzo di Vedovato e il fallo vediamo di chi è. No, perché ero preoccupato. Fallo di Milano, il terzo fallo di squadra, fallo del numero 18, riprende dal fondo la Rucker-Sanve per altri 14 secondi, palla sotto a Mossi, si libera benissimo e non sbaglia, un rigore a porta vuota, nuovamente pari. Simoncelli, scarico per Eliantonio che ridà sotto a Paleari, Mossi resiste benissimo e recupera il pallone, scarico di Perin per Rossetto che la mette da 3, di nuovo avanti la Rucker-Sanve, gran bella partita, equilibrata, grande precisione e indubbiamente anche gioco fisico. Arriva il quarto fallo di squadra e anche il quarto di, vediamo un attimo, di Rossetto che lascia il posto a Lurini. Quarto fallo di Rossetto e Rucker-Sanve spende il bonus, mancano 1 minuto e 50 secondi al termine del parziale. Altro cambio, Milano, esce Negri ed entra Toffali, Eliantonio, Simoncelli dentro per Paleari che si libera dopo aver preso un rimbalzo, Mossi perde il pallone e sul tentativo successivo di Paleari commette fallo e sono 2 tiri per Milano. Il fallo è stato dato a Perin. Paleari lunetta, sbaglia il primo. E mette il secondo per il -2. Saverio, Bartoli, altro ragazzo giovane del 2000, Lurini, altro giovane del 2000, Perin penetra, arresto e tiro, bellissimo il canestro in sospensione, di nuovo Simoncelli dall'altra parte, Scanzi, Paleari dentro per Eliantonio, fuori per, scarico ancora per Eliantonio che si fa trovare libero e non la mette, ma sta soffrendo sotto canestro obiettivamente la Rucker-Sanve. Paleari recupera, va a canestro e si guadagna anche il tiro aggiuntivo. Il fallo era di Mossi, in questo caso il suo primo fallo. Sbagliato, recupero di Mossi, 55 secondi al termine del parziale. Bartoli, Lurini, Perin, Bartoli ancora, attacca, va fino in fondo, scarica su Vedovato che perde il pallone e Mian si prende un tecnico. Coach Mian si prende un tecnico per proteste. Tiro libero per Simoncelli e -1 e palla in mano
ancora a Milano, 35 secondi al termine. Scanzi, Paleari sotto contro Vedovato, scarica su Elio Antonio, Toffoli, arresto e tiro, non tocca neanche il ferro, ma sotto c'è Elio Antonio che non riesce a tirare entro i 24 secondi, palla persa e ultimi 10 secondi per l'attacco Lucasanve con un cambio. Esce Simoncelli e entra Sedazzari, numero 44. Perin, Milano ancora un fallo da spendere, vediamo se lo fa, lo spende e adesso ha consumato il bonus, ma mancano 4 secondi. Un cambio all'ultimo, rientra Albique ed esce Eli Antonio. Perin scarica, niente, peccato, non è andato. Si chiude il terzo parziale, 6-1 Lucasanve, scusate, 6-2 Lucasanve, 6-1 Milano. Decisamente parziale a favore di Milano, che ha recuperato praticamente quasi tutto lo svantaggio di metà partita. Lucasanve riprende con Mossi, Vedovato, Lurini, Perin e Bartoli. Dall'altra parte Paleari, Albique, Toffali, Scanzi e Simoncelli. Simoncelli col pallone. Albique, anzi scusate, Toffali, Scanzi sotto per Paleari che sbaglia da sotto, riprende Bartoli e porta avanti Perin. Scarica per Mossi, tiro da 3 che questa volta non va. Scanzi per Paleari, Simoncelli, Toffoli, prova, niente, rimbalzo di Lurini, Perin porta avanti, Vedovato arriva da solo, no! Anziché schiacciare, prova l'appoggio e non va. Palla in mano comunque per la Lucasanve, altri 14 secondi. Perin fuori. Arresto il tiro e mette la tripla. Gran bel canestro questo che riporta più 4 la Lucasanve. Scanzi va dentro, scarica fuori Albique, Paleari, fallo in attacco di Albique, è il suo primo fallo. Intanto è entrato Negri per Milano. Perin fino in fondo, recupera Vedovato che subisce un fallo dal numero 0 Simoncelli. Intanto un cambio, Malbasa
per Mossi. Applausi per lui. Malbasa, Perin, 12 secondi. Perin ancora resto e tiro. No, non tocca neanche il ferro. Protesta per un fallo, ma si continua. Piunti, e questo invece è un fallo di Bartoli, suo secondo fallo, è il primo di squadra in questo quarto. Cambio, esce per un momento Perin, entra Bloise incerottato. Santolamazza, Piunti, Simoncelli, Santolamazza, errore e rimbalzo, gran bel rimbalzo di fallo di gioco, non si è trattenuto Paleari, ha fatto un altro fallo su Vedovato. Terzo fallo di squadra. E per il capitano Paleari è il primo. Malbasa, Bloise, Lurini sul perimetro, Lurini scarica male su Vedovato ed è una palla persa per la Rucker Sanve. Un po' di confusione sotto canestro. Errore incredibile da sotto di Piunti. Si lotta e non si fischia. 12 secondi ancora per l'azione d'attacco di Milano. Indubbiamente la lotta sotto canestro è dire fisica è limitativo. Simoncelli penetra e si trova sotto, che sbaglia un canestro facilissimo. Piunti su rimbalzo di Vedovato prende l'ennesimo fallo e sono 3 di seguito, sempre di Paleari, e la squadra ospite consuma il bonus a 7 minuti e 20 dalla fine della partita. Rientra Rossetto per Lurini, ottimo anche il suo lavoro. Bartoli corre, occhio. Malbasa, Vedovato, Rossetto, ancora Bartoli, 8 secondi al termine dell'azione. Bartoli va fino in fondo, non è fortunato. Rimbalzo di Piunti. Simoncelli ancora per Paleari. Negri, Simoncelli. Paleari, Simoncelli prova il tiro da 2. Rimbalzo che premia la Rucker Sanve con Bloise in attacco, che subisce fallo, e da adesso in poi saranno sempre tiri liberi. Terzo fallo di Paleari. Li ha spesi tutti in questo quarto. Bartoli esce e ritorna Perin. Due su 2 time out chiamato da Urania Milano sul +6 per la Rucker Sanve, 6-7, 6-1. Gran bella partita.
Chiaramente sono calate le percentuali rispetto alla prima metà di gara, però continua a essere una bella gara, lottata. Stessi quintetti. Santo Lamazza porta avanti il pallone per Milano. Su esterno Simoncelli penetra, scarica ancora, scarica sul lato ancora per Negri, che la mette e mette la tripla del -3. Bloise, Perin, Vedovato dentro per bravo, ottimo assist per Malbasa, che da sotto non sbaglia. Simoncelli, Piunti, Santo Lamazza, Paleari, blocco 2 che non premia. Bello sto canestro all'ultimo di Negri, altra da 3? Ah sì, è stata qua, da 3. -2 per Milano. Fallo in attacco per Malbasa. Mi sa che qua quarto fallo. Un paio di cambi per Milano, esce Simoncelli e Paleari e rientra Eli Antonio e Scanzi. 5 minuti ancora da giocare e sostanzialmente pieno equilibrio. Perin, suo terzo fallo, terzo di squadra. Eli Antonio, Santo Lamazza, fuori per Scanzi, attacca Rossetto, Eli Antonio, Santo Lamazza prova da 3 e non tocca nemmeno il ferro. Rossetto rimbalzo e Perin porta avanti. Malbasa, no, peccato, palla persa, pallone intercettato e di nuovo Milano in attacco con Santo Lamazza. Scanzi sotto per Eli Antonio, dentro per Santo Lamazza che prova il tiro da 2, rimbalzo di Vedovato per Bloise e si rimane sul +2. 4 minuti da giocare o poco più. Bloise, Perin, sempre Perin, arresto il tiro, lo sbaglia ma il rimbalzo lo premia perché recupera lui nuovamente il pallone sotto per Malbasa che attacca Eli Antonio, non riesce ad appoggiare a canestro, il pallone rimbalza sul ferro e viene ripreso da Milano. Santo Lamazza consegnato nuovamente a lui da Eli Antonio, blocco di Piunti, Santo Lamazza va fino in fondo da Piunti ed è parità, time out. Mian sul 69 pari a 3 minuti e 28 dalla fine della partita. Milano in bonus, Rucker Sanve 3 falli di squadra.
Si riparte. Perin. Esce Bloise. Bloise ancora, sempre sul perimetro. A Mossi da dentro a Malbasa che sfortuna anche stavolta. Gli è mancato quel pizzico. Non ha appoggiato a canestro, ha tentato il canestro diretto da sotto, ma il rimbalzo l'ha preso poi gli avversari. Bloise contiene Santolomazza che cerca la penetrazione del fallo ma non lo trova e Rucker Sandberg recupera il pallone. Gran bel recupero. (2:52 al termine e parità ancora. No, altro pallone perso dalla Rucker Sandberg, passaggio intercettato. Scanzi cerca di andare fino in fondo. Piunti, tiro un po' così di Negri che non va. Indubbiamente in questo quarto si è segnato poco. 7 a 8, 7 punti di Rucker Sandberg e 8 quelli di Milano fino a questo punto. Mancano 2 minuti. Mossi prova da fuori, questa volta non va. Santolomazza ancora, palleggia, prova il tiro da 3 che colpisce la struttura del canestro. Pallone perso di nuovo nelle mani di Rucker Sandberg. Intanto per Milano esce Negri, entra Simoncelli. Pubblico si scalda, 1 minuto e mezzo alla fine, si decide tutto in 90 secondi salvo supplementari. Bloise, Rossetto, cerca di forzare un blocco Simoncelli ed è il suo quinto fallo, credo, vediamo. Sì, infatti esce, era appena entrato, esce nuovamente ed entra Negri e in lunetta Perin. (1:25 al termine). 1 su 2, poi sembrerebbe invasione, quindi palla che ritorna in mano a Milano sul 70-69. Piunti, Negri, Santolomazza fuori. Santolomazza cerca e perde il pallone, recuperato da Perin. Scarico su Bloise che decide di ragionare. Ci sono ancora 16 secondi per questa azione. Gioca, pallone che rientra nelle sue mani a 8 secondi dal termine. 5, 4, va in fondo, non va, niente, pallone in mano, 38 secondi al termine e più 1 per la Rucker Sandberg. Rossetto si butta e non permette a Pianzi. Viene fischiato un fallo di sfondamento a Santolomazza, anche se ormai il pallone era perso. La partita si decide tutta in 28 secondi e 4 decimi.
Azione importantissima, anche se Luca Same non può tenere il pallone fino alla fine. Vediamo se a un certo punto Milano decide di far fallo, ma vediamo. Bloise ancora, è circondato, pensa a consumare tutti i secondi possibili, 8 secondi per l'azione. Adesso penetra, scarica, Mossi, niente, e rimbalzo di Malbasa che si prende un fallo con 2 secondi dal termine. Partita che si decide. Fondamentale questo rimbalzo di Malbasa, fondamentale. Andrà in lunetta e non diciamo altro. E poi chiamerà sicuramente time out Milano se segnerà il secondo. Sbaglia il primo purtroppo. Io direi di sbagliare anche il secondo, ma non sono io il coach. E lui fatalità lo sbaglia e la partita è vinta. Grande prestazione, grande risultato per la Rucker Sanve. Ha vinto di misura con un punto, ma qualcuno diceva che per un punto Martin ha perso la K e questa volta Milano ha perso la partita. Però 2 belle prestazioni da entrambe le squadre, gara equilibrata soprattutto nel secondo metà di gara, ma comunque nessuno ha mai mollato, grande fisico da una parte e dall'altra. Alla fine 2 errori di Malbasa hanno comunque portato la vittoria meritata, direi. Diciamo che entrambe le squadre avevano meritato per quello che si è visto in campo, ma comunque gran bella partita, entusiasmante, molto più precisa al tiro nella prima metà di gara, più tesa e più fisica nella seconda. Grazie a tutti e buona serata.